Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Se qualcuno vi parla con insistenza di PAR, P-A-R, i casi sono due. O si tratta di un esperto di finanza, dove il PAR indica il valore nominale di un titolo, o si tratta di una persona che ha letteralmente perso la testa per il golf. Vi accorgerete che la parola PAR, che deriva dal latino par paris, pari, equivalente, tornerà spesso nei suoi discorsi, come un'ossessione di cui è difficile, se non impossibile, liberarsi. Perché il par per i golfisti è esattamente questo, un chiodo fisso, un pensiero ricorrente, la prima cosa che hanno in mente quando si preparano ad affrontare una buca. Ma che cos'è esattamente il par? Il par è il numero di colpi che sulla carta bisogna impiegare per completare una buca. Non dimentichiamo che nel golf non c'è un confronto diretto con l'avversario, come invece avviene nel calcio o nel tennis, e dunque, per un golfista, il vero avversario da battere è un altro, il campo. È il campo che per esempio gli dice: tu questa buca la devi chiudere in 4 colpi. Fare par significa raccogliere questa sfida e vincerla, significa pareggiare il conto con il campo e dimostrargli di essere all'altezza. Ma la vera goduria è fare par alla prima buca. È come realizzare un gol nei primi 5 minuti di una partita di calcio. È una botta di autostima che mette a tacere i demoni dell'insicurezza. È quella cosa che ti fa dire: vabbè dai, oggi ci sono, posso fare bene. Quella che avete appena sentito è la voce di Massimo Caputi, giornalista sportivo e volto televisivo che da qualche anno vive a pane e par. La colpa della sua mania per questo numerino maledetto o benedetto, dipende dalla giornata, è anche del suo coach Gianluca Pietrobono, un ex giocatore professionista che oggi allena i campioni del futuro, gli ex calciatori e i giornalisti con il mito di Jack Nicklaus e Tiger Woods. Insieme, io, Massimo e Gianluca, vi diamo il benvenuto al secondo episodio di All in One, il podcast che vi racconta le regole, il retroscena, i campioni e soprattutto la magia del gioco del golf. Ogni puntata una parola magica, un abracadabra che spalanca i portoni di un mondo incantato, capace di rapirvi per sempre. Perché il golf è così, o te ne innamori o lo detesti, ma se te ne innamori poi non lo lasci più. La parola di oggi, lo avrete già capito, è par. Gianluca, raccontaci qualcosa di più. Ha detto bene Massimo, il par è il numero di colpi che sono previsti per portare a termine una buca. Di solito si ottiene sommando i colpi che servono per raggiungere il green a quelli che occorrono una volta sul green per mandare la pallina in buca. E quindi le buche possono essere un par 3, un par 4 o un par 5. A questi 3 valori indicativamente corrisponde una certa lunghezza. Diciamo che le buche par 3 vanno dai 100 ai 225-230 metri, le par 4 dai 2,30 quindi fino ai 4,50. Oltre questa misura invece abbiamo i par 5. Ormai lo avrete intuito, il golf è uno sport di numeri e statistiche, ma non c'è bisogno di imparare a memoria le cifre che Gianluca vi ha spiegato. Sono misure approssimative che non vanno prese al centimetro. Ci sono buche corte che se fosse solo per la lunghezza dovrebbero essere un par 3, ma in realtà sono piene zeppe di insidie messe lì apposta per togliervi il sonno. Parliamo di specchi d'acqua, pendenze e contropendenze del terreno, montagnole, bunker di sabbia che proteggono minacciosi il green, manco fosse un castello medievale pieno di tesori da difendere. Ecco, in questo caso ci sta che una buca così, nonostante la lunghezza ridotta, sia un par 4. È il campo che riconosce la sua cattiveria e ci concede un colpo in più. E poi c'è il par del campo, che è dato dalla somma dei par di tutte le 18 buche, che di solito è di 72 colpi. Ma anche qui ci sono delle eccezioni. Spesso nei tornei più importanti una buca par 5 diventa par 4, vuol dire che il giocatore ha a disposizione un colpo in meno per chiudere il percorso e quindi la difficoltà sale. Con il par devono farci conti tutti, ma proprio tutti, perché sul campo vige una vera e propria par condicio, una parità di trattamento tra gli dei del golf e i neofiti. Vero Gianluca? È così. E i conti sono facili, non c'è bisogno di essere un genio dell'algebra.
Se siamo così bravi da chiudere una buca con un colpo in meno rispetto al par, abbiamo fatto un birdie. Se ce ne mettiamo addirittura 2 in meno, è un eagle, ma c'è il rovescio della medaglia. Se per esempio sbagliamo il drive e ci serve un colpo in più rispetto al par, abbiamo fatto un bogey, che diventerà un double bogey se i colpi supplementari sono 2. Numeri, 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 ma non penserete mica che si tratti solo di arida e noiosissima matematica. Dietro un birdie ci sono orizzonti infiniti di speranza e dietro un bogey ci sono baratri senza fondo, recriminazioni e rimpianti che in qualche caso nemmeno il tempo, molto tempo, riesce ad addolcire. Figuriamoci poi se i bogey non sono solo 1 o 2, ma molti di più, e non in un torneo qualunque, ma nel torneo più famoso al mondo, quello che ogni anno, in aprile, tiene incollati agli schermi della televisione milioni di appassionati, il Masters di Augusta, il santo graal dei fanatici del golf. Quello a cui ti riferisci, Cristina, è il tracollo più drammatico della storia del golf. Era il 14 aprile del 1996 e al centro della scena c'era Greg Norman, un fuoriclasse australiano che l'ultimo giorno del torneo era in testa a tutti con 6 colpi di vantaggio. A quel punto, con le ultime 18 buche da giocare, era una sorta di vincitore annunciato, se non fosse che in quel round Norman fece ben 4 bogey e 5 double bogey, un disastro. Trionfò l'inglese Nick Faldo, che si aggiudicò la giacca verde, il blazer che per tradizione viene fatto indossare a ogni vincitore del Master. E quando Faldo andò da Norman per consolarlo, non riuscì nemmeno a trovare le parole. Lo abbracciò in silenzio, incredulo per quella vittoria insperata. Le parole per raccontare quella tragedia le trovò il giorno dopo Tom McEwen, un editorialista del Tampa Tribune, che scrisse: «Per tutta la vita di Greg Norman, per tutta la mia e la vostra vita, per l'eternità, ovunque si giochi a golf e si ricordino le imprese di questo sport, nei negozi e nei banchi dei pegni, negli spogliatoi, nei bar, nelle chiese, ad Augusta, ad Ankara, in Alaska, il Masters del 1996 verrà ricordato come quello che Greg Norman ha gettato al vento». La giornata catastrofica di Greg Norman ci insegna che nel golf non è mai finita fino a che non è finita. Una celebre frase di un campione americano di baseball, Yogi Berra, che era famosissimo per i suoi aforismi. Che cosa vuol dire? Che il match non è chiuso fino a che l'ultima pallina non finisce nell'ultima buca. Ci insegna anche che in questo sport esiste la cosiddetta solitudine dei numeri 1, quel fenomeno per cui il luogo più solitario al mondo è la prima posizione in classifica, quando sei in bilico tra il trionfo e la sconfitta. Povero Greg Norman, penserete voi. Beh, povero mica troppo, se si guarda ad altri numeri. Nell'arco della sua carriera, il golfista australiano ha guadagnato la bellezza di 400 milioni di dollari. La stessa cifra intascata dall'americano Phil Mickelson, un golfista tuttora in attività, che però, a dare retta alle malelingue, ha gettato alle ortiche parte dei suoi montepremi con il gioco d'azzardo. A livello di conto in banca, meglio di loro ha fatto solo il mito Tiger Woods, che nel 2022 ha superato il $1 miliardo. Per campioni come loro, il par rappresenta una stella polare, mentre bogey e double bogey sono buchi neri pronti a inghiottirsi speranze, aspettative, copertine dei giornali e milioni di dollari, appunto. Ma sapete qual è il bello? Che spesso a deviare le parabole di questi campioni sono le stesse insidie che rovinano le giornate di noi comuni mortali, che inseguiamo un par proprio come loro, nonostante in palio ci sia solo una giornata di gloria. Ascoltate qui. L'avete sentito? Proprio così, è il rumore di una pallina che finisce in acqua. Quando accade, il golfista nemmeno lo sente quello splash, perché quasi sempre si trova troppo lontano dallo specchio d'acqua. Ma nella notte, quando ripensa alle ore passate sul campo, quel suono tornerà in loop, e poi ancora, 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 come un disco incantato in una casa degli orrori. È l'ostacolo che mi mette più tensione, l'acqua. Se c'è un green difeso da un laghetto o da uno stagno, sai che non puoi sbagliare. O vai in green o ci finisci dentro. È diabolico, perché hai voglia di dire non ci penso, non c'è, vai tranquillo. La verità è che se nel tuo inconscio non sei sereno, quella insidia acquista potere, diventa una sorta di calamita che ti attrae, ti chiama a sé, facendo aumentare in modo esponenziale le possibilità di finirci dentro per davvero. È il test dell'elefante rosa. Lo avete mai fatto?
Provate a ripetere a voi stessi: non devo pensare a un elefante rosa, non devo pensare a un elefante rosa. E vedrete che la vostra mente non potrà fare a meno di pensare a che cosa? A un elefante rosa, che non esiste nella realtà, ovvio, ma nella vostra testa sì, proprio per via di quel pensiero martellante. E quando la pallina fa splash, che succede? A quel punto, dopo aver recuperato la pallina, riparti con un colpo di penalizzazione. Se hai tirato il secondo colpo, riparti dal quarto e intanto il par si allontana. Non pensate che succeda solo a chi gioca a golf per diletto. Succede anche ai professionisti, eppure ai più forti. Sentite un po'. Nel 2013, alla 72esima buca del Northwestern Mutual World Challenge, Zach Johnson è in vantaggio, ma sbaglia un colpo di approccio e la pallina finisce in acqua a poca distanza dal green. Il torneo pare consegnato nelle mani di Tiger Woods. Johnson è sopraffatto dalla delusione, ma in un attimo si ricompone e la mette in buca in un colpo solo, da una distanza di quasi 60 metri, riacciuffando la vittoria. Pazzesco! Episodi come questo vi fanno capire qual è la differenza tra un giocatore qualunque e un fuoriclasse. Il primo si colpevolizza, si sente una vittima di se stesso, affoga nell'errore come la pallina nel laghetto. Il secondo scrolla le spalle e volta pagina. Prende l'errore per quello che è, un errore appunto, dopo il quale si può ricominciare e fare bene. È la mentalità del campione, non tutti ce l'hanno ed è difficilissima da costruire, ma se non l'avete potete sempre fare conto su altro, vero Massimo? Beh certo, conta moltissimo anche la conoscenza del campo. Soprattutto se giochi sul tuo campo, quello dove sei socio, hai una conoscenza delle buche per cui sai già come affrontarle da un punto di vista mentale. Indipendentemente dal par, ci sono buche che ti mettono ansia e altre che sono di ripresa, dove puoi permetterti di respirare. Io al Marco Simone gioco con serenità alcuni par 3 e poi la 17, che pure è un par 3, che mi mette in difficoltà. Ma posso dire che quando inizi una buca hai sempre l'obiettivo di centrare il par. Tenete presente che tra le frecce a vostra disposizione ce n'è una che conta più di tutte. Qual è, Gianluca? È il controllo della distanza. Se hai un buon controllo della distanza che ti separa dal punto in cui ti trovi dalla buca o al punto intermedio in cui ti sei prefissato di arrivare con il colpo, sei un passo avanti. E come la controlli la distanza? Beh, intanto la puoi verificare grazie ai marker che ci sono sul campo e ti indicano quanto è lontano il green, oppure attraverso dei misuratori elettronici tascabili. Poi però devi essere in grado di coprirla con il bastone giusto. Nella sacca di un giocatore di solito ci sono 14 ferri che variano per lunghezza ed inclinazione. I ferri con i numeri più bassi sono quelli più lunghi e meno inclinati, che tirano la pallina a distanze maggiori e con traiettorie più basse. I ferri con i numeri più alti sono più corti e più inclinati e servono per parabole più corte e più alte. E qui il golf diventa pura strategia. Saper scegliere il ferro giusto a seconda della distanza da percorrere è il primo passo per azzeccare o sbagliare di brutto un colpo, anche perché ci sono altre variabili da tenere conto. Se ci sono raffiche di vento laterale o contrario, cambia tutto, ma proprio tutto. Una lunghezza di 150 metri con vento a favore si copre facilmente con un ferro 7 o un ferro 8, ma se il vento soffia contro devi prendere un ferro con un numero più basso. Questi sono calcoli importanti che il giocatore medio deve imparare a fare tra stesse. È fondamentale. La bellezza del golf è che tutti noi abbiamo potenzialmente gli stessi strumenti. La differenza la fa quanto lontano riesci a tirare a seconda del bastone che usi. Io con un ferro 9 faccio 110 metri, ma c'è sicuramente qualcuno, magari più atletico di me, che con il 9 ne fa 120 di metri. Conoscendo le tue qualità tecniche, decidi che cosa usare e imposti la tua strategia. Per esempio, su una distanza di 150 metri, io, anziché attaccare il green con un bastone e rischiare di non tirarla bene, magari tiro un ferro 7 che arriva a 20 metri dal green e poi faccio un colpo di approccio che mi fa stare più tranquillo. Gioco in sicurezza. Vi sta fumando il cervello con tutti questi calcoli? Pensate a farli sotto pressione, con la sabbia nella clessidra che scivola via veloce, per 18 volte, quante sono le buche di ogni round, per 4 giorni di fila, e con un montepremi in palio che può cambiarvi la vita. C'è da impazzire, no?
Per questo i professionisti sono supportati da un mental coach, per imparare a ragionare sotto pressione, facendosi scivolare addosso le ansie e per spegnere la stramaledetta immagine dell'elefante rosa prima ancora che appaia nella loro mente. Ma non è mica finita. A differenza dei semplici appassionati, sul campo non sono soli. Hanno un angelo custode che li segue ovunque, caricandosi sulle spalle la famosa sacca dei 14 ferri e una buona fetta di tensione. I caddy. Il caddy è il custode dei segreti, dei pregi e dei difetti dei grandi golfisti per cui lavora. Sta sempre nell'ombra, eppure molto spesso gioca un ruolo di primo piano nelle loro vittorie, grazie a consigli e analisi precisissime, capaci di captare le ondulazioni del campo e anche i più impercettibili aliti di vento. Un caddy di grande esperienza ti dà davvero una marcia in più. Spesso è costosissimo da ingaggiare, ma poi è quello che ti fa risparmiare colpi e guadagnare molto di più. Massimo, tu ce l'hai un caddy? No, i dilettanti come me fanno tutto da soli, ma se potessi permettermelo, assumerei il caddy più famoso di sempre. Si chiama Steve Williams e per 12 anni, dal 1999 al 2011, ha solcato i campi da golf al fianco di Tiger Woods, vincendo ben 14 major. Il suo lavoro al fianco del grande campione americano era un mix di ragione e sentimento. Durante i tornei scendeva sul campo all'alba, da solo, e camminava lungo le 18 buche per studiare in modo chirurgico anche le minime asperità del terreno, farlo suo, scoprirne tutti i segreti. Ma a chi gli chiedeva il perché di quelle esplorazioni solitarie che gli mangiavano ore e ore di sonno, rispondeva di cuore: perché godersi il campo immersi nel silenzio è la cosa più bella del mondo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.